La bella vittoria con la Casertana dà forza e coraggio alla squadra del mister di Napoli, una partita che a detta del presidente Alessi serve anche a dare una conferma all'allenatore, anche se il presidente è ancora cauto nelle conferme in attesa che tutto si concluda con la permanenza in Serie Lega Pro. Dipende infatti da questo fattore estremamente importante per poter programmare il futuro della squadra. Anche i problemi societari dipendono da questo, per affiancare altri soci, a Giavarini, ad Alessi. Insomma, restare in Lega Pro aprirebbe le vie a nuove opportunità che non potranno essere le stesse nel caso di retrocessione, come conferma il Presidente in conferenza stampa dopo la vittoria con la Casertana. Noi stiamo lavorando su questo fronte, come ho detto sabato in conferenza stampa abbiamo avuto 2 o 3 interlocuzioni con delle persone che vorrebbero entrare a far parte di questa squadra. È chiaro che con il presidente Giavarini ci sentiamo ogni giorno, stiamo valutando diverse opzioni, ma tutto dipende da quello che questa squadra riuscirà a fare di qua a fine campionato, perché noi siamo sicuri che ci salveremo, quindi già lavoriamo nell'ottica futura per capire un po' come muoverci per l'anno prossimo. Stiamo lavorando anche insieme al mister per capire un po' quali sono le possibili situazioni che possiamo valutare insieme. È chiaro che tutto passa dalla salvezza, tutto passa dalla categoria, e questa categoria noi la manterremo, e sono sicuro, soprattutto dopo questa vittoria di oggi, che ci dà tanta speranza, e sono sicuro che domenica a Cosenza riusciremo a portare a casa un risultato positivo che ci farà ben sperare ancora.